fa solo il sabato sera e lei vorrebbe farlo tutti i giorni. Una birra ghiacciata, per favore. Corvo Rosso, guarda come si fa con le donne. Le dichiarazioni d'amore lui le ha sempre fatte in quel modo. Stai andando forte, continua così. No, ma se continua così la mette incinta. Oh, però se non ti incoraggiano non devi insistere. Guardami bella. Vuoi che andiamo via? No, adesso la smetteranno. Non è vero, quell'uomo sta facendo strane smorfie alla mamma. Hai sentito, Corvo Rosso? Il ragazzo ce l'ha con te. Lascia stare l'indiano, Max. La verità è che hai lavorato tanto e non hai combinato niente. Ancora non è detto. Io direi di uscire. Ma non abbiamo ancora finito. Fa come ti dico, andiamo. È gente pericolosa. Se tolgono le tende la cosa si mette male. Perché? Secondo te vogliono andare via? Ah, non lo so, chiediglielo tu. Hai fretta, paparino? Ah, dai, fallo passare. Perché vai via? Non vuoi divertirti un po' con noi? Giù le mani. Ah? Buono, non ti Fate del bambino! Perché non provi con qualcuno più grande? Se insisti posso provarci subito. Andiamo via. Prendiamo la macchina prima che ci ripensi. Sì. Ti attacca alle spalle, attento! Ti ho visto, Corvo Rosso! Oh, me lo pagherai! Fermi! Tu, mani in alto. Non hai sentito che ti ho detto? Certo che ho sentito, Rusty. Thunder. Già. Credevo che fossi morto. Come mai sei da queste parti? Ci sono nato qui. Lo hai dimenticato? E ci morirai allora. Rusty, sei diventato matto! Così lo ammazzi! Non ti impicciare! C'è soltanto un modo di trattare questo sporco indiano. Muoviti! Va dentro! Stai facendo un grandissimo sbaglio. No, lo sbaglio l'hai fatto tu a tornare qua. Non puoi immaginare quante volte ho sognato di avere un'altra occasione per poterti rompere le ossa. Perché sei tornato? Questa è una città pulita. Non c'è posto per una merda come te, bastardo. Rusty, lascialo stare adesso. Vattene, Billy. È una faccenda personale. Perché io e questo lurido indiano abbiamo ancora un vecchio conto in sospeso. Il capo vuole vederti immediatamente. È meglio che tu la smetta di fare il matto, Rusty. Su, il capo ti aspetta. Ok, più tardi verrò a darti il bacetto della buonanotte. Tutto chiaro? Ok, tante grazie. Volevi vedermi, capo? Deve esserci uno sbaglio. Conosco quel bastardo. Quel bastardo, come lo chiami tu, ora è un poliziotto. Vuoi scherzare? No, non è vero. Quell'indiano è un impostore. Quell'impostore è un agente di polizia, come te e come me, assegnato dalle autorità proprio al nostro distretto. Non ce lo voglio.
Non lo voglio nel mio ufficio. Il tuo ufficio? Questo fino a prova contraria è il mio ufficio. Almeno finché sarò io lo sceriffo della contea. Ficcatelo bene in mente. Scusa, Roger, ma quel maledetto indiano in passato mi ha procurato un'infinità di guai. Stavo anche per lasciarci la pelle. Lo saprai anche tu. So anche che fosti molto brutale con lui e che lui, sentendosi provocato, reagì a sua volta molto violentemente. Ma appartiene tutto al passato. Sono fatti di allora. Oggi è diverso. Quello che è successo a quei tempi è da dimenticare. È acqua passata. Ricominciamo da capo, ma tu dovrai fare il tuo dovere. Sono stato chiaro? Chiarissimo, sì. Ma non chiedermi di diventargli amico. Resti. Non ti chiedo di diventargli amico, ma non crearmi dei problemi. Adesso vattene. Salve. Ah, ciao. Com'è andato il tuo primo giorno di pattuglia? Bene, vero? Vedrai che non ti troverai male con noi. Lo spero. Ah, dimenticavo. C'è una sorpresa per te. Che sorpresa. Scina. Quando sei arrivata? Circa un'ora fa. Ti aspettavo la prossima settimana. Non ce la facevo più a starti lontana. Come va il bambino? Scalcia come un mulo. Ha fretta di conoscere suo padre. Andiamo a vedere la nostra casa. Com'è? Non lo so. Ce l'ha trovata Thomas Rupert. Ehi! Grande! Grande! Com'è che hai tardato tanto? È colpa sua. Sono contento di rivederti. Voi due non vi conoscete. Ti presento mia moglie Scina. Molto piacere. Tu devi essere Thomas Rupert. Non sapevo di essere così famoso. Thunder mi ha parlato molto di te e di quanto hai fatto per noi indiani. Ah, lui è troppo gentile. È questa la casa? Sì, per il momento non ho trovato niente di meglio, ma è un posto pulito. Entrate a vedere. Poi c'è aria buona. Almeno quella è rimasta buona. Che vuoi dire? Droga. Molti giovani indiani ci sono cascati. Chi la smercia? Per lo più teppisti. E la polizia che cosa fa? Ah, niente. Ehi, voi due, sentite me adesso. Ora basta parlare di queste cose. Mi è venuta fame, non c'è niente da mangiare qui. Posso avere l'onore di invitarvi a cena? C'è un piccolo ristorante a circa 2 miglia dal villaggio. Accetto senz'altro. Mi preparo in un momento. Per quale ragione la polizia non fa niente per la droga? Questo è un villaggio di indiani. E un povero indiano ubriaco di droga è meglio di un indiano sobrio. Conosci la vecchia storia, no? Secondo me lo sceriffo è onesto. Ah, certo. Roger è a posto. Ma ha diversi problemi con la famiglia e lascia la maggior parte del lavoro di routine al suo vice sceriffo. Rusty. Non ci sono prove, ma sembra che abbia un ranch a Solinas. Un ranch da $80.000. E poi fa una vita superiore alle sue possibilità. Un vice sceriffo non può permettersi di avere un ranch da $80.000 a Solinas. Sì, capisco. Sono pronta, possiamo andare. Che eleganza. Molto gentile.
Ciao, Rusty. Ciao. Ho portato la tua parte. Che fai? Metti giù. Vuoi che ci vedano? E allora? Sei o no l'uomo più potente della città? Stronzate. Rusty Rogers, il vice sceriffo, il poliziotto più corrotto di tutta l'Arizona. Sta zitto, Max. Non rompere. Ehi, ma che ti è successo? Non ti ho mai visto così. Qualcosa ti preoccupa? Quell'indiano, Thunder. Ricordi? Sai chi è in realtà? È un poliziotto, Max. Ma Thunder sarebbe uno sbirro. Sì, proprio così. Uno sbirro. Quell'indiano è in grado di fregarci. E indovina in che zona opera. Non è nella nostra, per caso? Dobbiamo dare un taglio. Sospendere per il momento. Senti, se tu hai paura puoi tirarti fuori. Ma io non voglio rinunciare, e specialmente adesso che sto per combinare un affare da più di $100.000. $100.000, Rusty, ti rendi conto? Ok. Però è l'ultima volta. E dopo ce ne staremo tranquilli. Sarà meglio. Ok, l'ultima volta. E fa attenzione a quell'indiano. Sta tranquillo, ci tengo molto alla mia pelle. L'hai portata? No, ci sono delle complicazioni, sarà impossibile per qualche tempo. Ma eravamo d'accordo che oggi l'avresti portata. Sta calmo. Finché c'è Thunder in giro a ficcare il naso, staremo molto attenti. Riprenderemo in pieno quando si saranno calmate le acque. Cosa è stato? Non lo so. Forse qualcuno ci spia. Dobbiamo prenderlo. Tieni sempre il coltello a tradimento, Corvo Rosso. Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Non ti vuoi? Fuori adesso, andiamo, smetti! A tutte le auto della polizia, a tutte le auto. Rapina a mano armato alla Valley Bank. I banditi hanno ucciso un poliziotto e sono fuggiti a bordo di 2 auto in direzione nord-est. In caso di avvistamento dare immediatamente comunicazione alla sala operativa. Qui Thunder, mi trovo in direzione nord-est. Comunicherò eventuale avvistamento. Ok, Thunder. Ho avvistato 2 auto sull'Ariot Boulevard. Sono sicuramente loro. Tagli dietro, Thunder. Però aspetta rinforzi prima d'agire. Pronto centrale, qui Ralston. Sono all'incrocio tra Bedford e la Settima. Mi dirigo verso l'Ariot Boulevard per unirmi a Thunder. Ok, Ralston, ricevuto. Qui Thunder, sono ancora sull'Ariot Boulevard, all'incrocio con Jefferson Avenue. Le 2 auto stanno aumentando l'andatura. Si dividono. La prima cambia direzione, va verso nord-ovest. La sto inseguendo. Ok, Thunder, non mollare. Ci sono altre autopattuglie che stanno arrivando in zona. Se puoi, blocca i banditi, ma non provocare uno scontro a fuoco prima che arrivino i nostri agenti. Pronto centrale, qui Ralston. Proseguo ancora verso nord-est, dalla periferia. Tenterò di tagliare la strada alla seconda auto. Ok. Eccoli, mi stanno davanti! Ci ha fregato! Ci sta addosso! Vado!
Chiamate un'ambulanza a East Navajo Road. Dov'è l'altra auto? A Las Hormigas. Che c'è adesso? Attento, abbiamo un altro poliziotto alle costole, accelera! Non riesco a staccargli, sparo alle gomme a quel figlio di puttana. Se non ammazzi c'è la sedia elettrica, basta! Come ti chiami, sbirro? Thunder. Thunder, non lo dimenticherò mai. Qui centrale, ti ascoltiamo, parla pure, Thunder. Li ho presi. Che hai fatto? Fantastico! Che cos'hai da gridare? Thunder li ha presi, anche quelli dell'altra macchina. Molto bene, Thunder. I capi d'accusa sono i seguenti. Rapina a mano armata, possesso illegale d'arma, guida pericolosa, guida senza patente. Tentato omicidio, mi pare che basti. Gli altri due sono in ospedale. Visto? Ve l'avevo detto che era in gamba. Con uno come lui la città è al sicuro. Sbattili dentro. Con gran piacere. Da questa parte, signori. Il capo ha chiesto di vederti. Ok. Thunder, Sì. volevo solo dirti che hai fatto un ottimo lavoro. Bravo. Grazie, Rusty. Thunder, quello che conta di più in questo dipartimento di polizia è rispettare la legge. Le questioni personali non devono entrarci mai. E questo vale per tutti quanti. Mi sono spiegato? Per quanto mi riguarda, quei vecchi rancori sono acqua passata. Voglio farti un regalo. Un piccolo premio per il tuo primo arresto importante. Grazie. Prendi un paio di giorni di riposo. Sai che penso? Che un giorno potresti essere tu lo sceriffo di questa contea. Ciao. Ciao, tesoro. Beh, come ti è andata oggi? Bene. E a te? Oh, niente male. Che cos'è? Champagne. Cosa dobbiamo festeggiare? Un arresto importante. Hai arrestato un uomo. 4. Anche lo sceriffo si è voluto congratulare con me. Che cos'è? Il funerale di Corvo Rosso. Com'è morto? In modo piuttosto misterioso. Pensavo l'avessi saputo.
Oggi all'alba hanno trovato il suo cadavere a Picco Cheyenne. Quelli sono i parenti? Moglie, figlie e nipoti. Sono pronto a scommettere che Corvo Rosso è stato assassinato. Tempo fa ha lanciato un coltello contro un teppista che mi aveva aggredito. Può essere quello il motivo? No, probabilmente Corvo Rosso ha visto qualcosa che non doveva vedere. Cioè? Cosa potrebbe aver visto? Chi lo sa, da un po' di tempo accadono cose piuttosto strane in questo villaggio. Che vuoi dire? Che c'è gente disposta a tutto pur di arraffare qualche dollaro. Ai vecchi tempi agli indiani vendevano l'acqua di fuoco. Adesso gli vendono qualcosa di peggio. Capisco. Stammi bene a sentire, Rusty. Non vado in galera per salvare la tua bella faccia. Se lui mi prende, io parlo. Gli racconto tutto. Ehi, mi stai a sentire almeno? Non t'agitare, Max. Sta tranquillo. La maniera di tenerti fuori dai guai la troverò. Anche se dovessi arrestarti, io ti proteggerò sempre. Sei diventato matto. Non devi solo proteggermi. Devi evitarmi la galera. Hai capito che devi fare? Non voglio finire nella merda al tuo posto. Max! 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 Maledizione! Ho interrogato un vecchio e ho scoperto la verità sulla morte di Corvo Rosso. So che è stato ucciso da uno spacciatore di nome Max Nolan, il quale è scomparso da diversi giorni. Rusty l'ha trovato, morto stecchito. Ho anche un testimone che ha visto l'assassino. È lui l'assassino, è stato lui. Dice il falso. Non ti muovere. Sei in arresto. Non fare l'idiota, Rusty. Metti via quella pistola. Ti ho detto di mettere via quella pistola. Andiamo a vedere nel suo armadio. Su, apri. Ecco il movente. Non ho mai visto quella roba. Ne sei sicuro? Io sono innocente. Forse. Ma voglio parlarti con molta sincerità, Thunder. Le cose si stanno mettendo piuttosto male per te. Fermo! Cerca di non agire in modo da peggiorare la tua situazione. Ti assicuro una cosa. Se sei davvero innocente, hai buone probabilità di cavartela. Ma adesso comportati da bravo ragazzo. Sono stato chiaro? Voleva sottrarsi all'arresto. Portatelo via. Sai bene che Thunder è innocente. Lui con l'omicidio non c'entra. Tu non sei riuscito a provarlo alla giuria, però. Era impossibile avendo contro questo distretto di polizia. A chi ti riferisci? Lo sai molto bene. A Rusty, il vice sceriffo, è riuscito a fare in modo che io non potessi provare niente. E la deposizione che ha fatto è stata molto convincente per la giuria. Rusty è convinto che Thunder sia colpevole. E tu che pensi? A me Thunder piace. Non riesco a vederlo nei panni dello spacciatore o dell'assassino. Ma ha assunto un atteggiamento sbagliato durante il processo. Invece di difendersi ha fatto scena muta, un comportamento sprezzante. La giuria non ha avuto alcuna alternativa. Che ne sarà di lui adesso? Andrà alla prigione della contea. Signor capogiurato, la giuria ha raggiunto il verdetto? Sì, vostro onore. Ritenete l'imputato colpevole o innocente? Riteniamo l'imputato colpevole dell'accusa di detenzione illegale di droga, ma innocente dall'accusa di omicidio di Max Nolan. Questa corte condanna l'imputato a 5 anni di lavori forzati, da scontarsi nel penitenziario dello Stato dell'Arizona. Penitenziario, sono Rusty Wisner. Il trasferimento si svolge senza intoppi. La nostra posizione è Shonto Valley, all'incirca 10 miglia da voi.
C'è nessuno in casa? Avrei schierato la guardia se sapevo che eri tu. No, se non hai da schierare una fila di belle ragazze, lascia perdere. Non mi interessa. Come vai, Iena? Chi mi hai portato questa volta? Un indiano. Che ha fatto? Spacciato droga nel suo villaggio, ucciso il complice e disonorato la divisa da poliziotto. Un Giuda, allora. Qui sappiamo come trattarli. Sta tranquillo, ci pensiamo noi. Siamo abituati a questi problemi, gli riserveremo un trattamento speciale. Quell'indiano è tutto tuo, caro Iena, te lo regalo. Ehi, Rusty, ti andrebbe un bicchiere, che te ne pare? No, ti ringrazio, ma devo andare via subito. Rusty? Rusty, non chiamarmi più Iena, non mi diverte. Pollack! Portatelo via. Chi è? Un indiano. Ah, quell'indiano che dicevano. È un poliziotto. È un criminale. Tu sai come trattiamo i criminali. Con fermezza. Noi dobbiamo essere duri con tutti. Muoviti. Metti questi. Vieni con me. La prima regola qui è che devi obbedire agli ordini. Vuoi venire con me o no? Avanti, muovi le chiappe. Oh, che peccato, avevi fatto la doccia da poco. Dovrai rifarla. Voi quattro andate a scavare laggiù. Ehi, Mary, vuoi sbrigarti a caricare questi tubi? Credi di stare a Luna Park? Muoviti, stai perdendo troppo tempo. Sto molto male. Fammi riposare qualche minuto. Stai molto male, eh? Ti farò sentire molto peggio se non ti decidi a muovere il culo. Svelto, datti da fare. Ehi, Polla! Hai qualcosa da dire, muso rosso? Avanti, alzati. Muoviti! Ti prego, non ce la faccio. Dammi qualche attimo di respiro. Finisci di caricare quel rimorchio e non fare storie. Sbrigati. Se quando torno non hai finito ti faccio un rapporto per scarso rendimento sul lavoro. Datti da fare, che ti conviene. Dammi retta. Lascia stare, ci penso io, riposati. Meryl dice che non può lavorare. C'è chi l'aiuta, infatti. Merda. Ehi, muso rosso, di che ti mischi? Torna al tuo posto, lascia che sia lui a fare il suo lavoro. Buono, basta, piamola! Fermati! Barogna! Questa volta è toccato a lui. Muoviti! Dentro! Ecco fatto. Là dentro è una condanna a morte. Non ci si dura a lungo.
Cookie, preferiresti morire quando stai lì. È un inferno. A quest'ora sarà già svenuto, quel poveretto. È chiuso lì da più di una settimana. Tiriamolo fuori, altrimenti ci lascia la pelle. Sei matto, Iena metterebbe noi al suo posto. Quello non ha alcuna importanza, è solo un indiano. È questo che mi dà fastidio. Anch'io ho un po' di sangue indiano nelle vene. Niente da fare, Shin. Non si può ottenere il permesso per un colloquio. Io voglio assolutamente vedere Thunder. Ormai sarà arrivato alla disperazione. Ti prego, non abbandonarci, Thomas. Tu sei il nostro unico amico. Senza di te, Thunder non ha più speranze. Farò il possibile, Shin. E anche l'impossibile. Ehi, Jeff, da quanto tempo è là dentro? Con oggi 11 giorni. Puoi uscire adesso. Avanti, vieni fuori da lì. Cammina. Sono Jeff, mi riconosci? Stai molto male. Andate alla baracca, occupatevi di lui. Quest'uomo ha bisogno di un medico. Il medico non c'è qui alla prigione. Allora chiamatene immediatamente uno. Proverò a domandare. Vieni. Ehi tu, alzati. Senti, indiano, sto parlando con te. Ho detto di alzarti. Ho un certo lavoretto che ti va a pennello. Lascialo perdere. Vuoi prendere il suo posto? Non ti agitare, Pollack. Non vorrai litigare con dei vecchi amici. Che diavolo ve ne frega, voi due, di questa merda di indiano? Non lo capisci, ma non vedi che questo è più morto che vivo? A me non interessa. Ho ricevuto degli ordini e li devo eseguire. Non arriva vivo a domattina, posso assicurartelo. Io sto qua dentro da più tempo di tutti. E non ho mai visto nessuno sopravvivere 2 settimane alla tortura del box. Spera che lui muoia veramente entro stanotte, per il tuo bene.
Ehi, amico, come ti senti? Ehi, mi hai sentito? Guardami. Alzati. Obbedisci quando ti do un ordine. Ho detto di alzarti. Dicevi a me? Quello secondo me ce la fa a scappare. Bravo, ce l'ha fatta! Vai, indiano, fagli vedere! Pollack, sei un idiota, te lo sei fatto scappare. Adesso ci andrai tu a fare una lunga sauna, capito? Finché l'indiano non sarà ripreso. Avanti, muoviti. A tutte le auto della polizia, a tutte le auto della polizia. Un detenuto indiano di nome Luis Martinez, detto Thunder, è evaso dal penitenziario statale di Caibito rubando l'auto della polizia numero 401. È stato visto dirigersi verso nord-ovest in direzione della statale 22. Ripeto, è alla guida di un'auto della polizia rubata che ha il numero 401. L'individuo è considerato estremamente pericoloso. Tre ore fa il tuo cliente, Thunder, ha fatto un grossissimo errore. Che è successo? È evaso dalla prigione della contea e ha scatenato l'inferno. Ha ferito 3 guardie carcerari e rubato una macchina. Sono piuttosto gravi come reati, amico mio. Nella mia contea, di fronte alla legge, sono tutti uguali. Bianchi, gialli, neri, meticci, finocchi e puttane. In questa contea, secondo il codice, sono trattati tutti quanti allo stesso modo. E adesso devo catturarlo. Capisci cosa voglio dire? Sì. Roger, io so che hai tanti problemi personali. Che vorresti dire? Ma che sei lo stesso un bravo sceriffo. Grazie. Aiutami a risolvere la situazione. Tu sai meglio di qualsiasi altro che Thunder è innocente. Non ne sono certo. Lui ha perso fiducia nella legge. E ora finirà col ridurre questa città a pezzi se noi non lo fermiamo subito. E come dovremmo fermarlo, secondo te? Mettendo in galera chi lo ha incastrato. Non dovrebbe essere troppo difficile per te. Lo troveresti molto vicino. Devi solo aprire una porta di questo distretto. Stai alludendo a Rusty? Sì, infatti, a Rusty. In questi giorni ci ho riflettuto. Ma non esistono prove. E senza le prove ho le mani legate.
Capisco. Capisco. Siamo già a Black Hills. L'indiano non si vede. Continuiamo a sorvolare il deserto. Come ha fatto a fuggire? Ha preso un'arma, ha ferito 3 persone, rubato una macchina, poi ha saltato con l'auto il recinto della prigione ed è fuggito. È ferito. Sta tranquilla. E adesso dove sarà? Non lo so, ma dobbiamo trovarlo prima che lo trovino loro. Prima, capisci? Prima di che? Che cosa sta succedendo, Thomas? Voglio saperlo. Ancora niente, ma dobbiamo trovare Thunder. Qui non può nascondersi. C'è solo roccia e polvere. Già, lo vedo. Solo roccia e polvere. Ma tu non conosci quell'indiano. Il deserto è casa sua. Sa dove rifugiarsi. Ma io non lo mollo. A costo di doverci passare la vita in questo deserto, vedrai che lo trovo. È un indiano schifoso. Non lo mollo. Speriamo che non abbia fatto qualche altra stupidaggine. Diamo un'occhiata in quella direzione. Ok, come vuoi. Ehi, Rusty, ma che cavolo stai facendo? Credi che mi diverta, Billy? Il capo vuole che rientri immediatamente. Ehi, Rusty, mi hai sentito? Rusty? Proseguiamo la ricerca. Rientrare alla base a questo punto sarebbe da idioti. Non riusciranno mai a prendermi. Forse no. Ma che ne sarà di Scine del bambino? A loro non ci pensi? Io andrò dove vorrà andare lui. Seguirò Thunder ovunque. Lui è il mio uomo. Stupidaggini. Tra poco entreremo nel XXI secolo. Non potete vivere come se il tempo si fosse fermato 2 secoli fa. Vostro figlio dovrà andare a scuola, avere una vita normale. Vuoi sapere come si fa a combattere un poliziotto corrotto? Trovando le prove, denunciandolo. Quando bevi quella roba non sei convincente. Un avvocato ubriaco può convincere gli altri indiani, ma non certo me. Te lo giuro, non berrò più nemmeno un goccio, almeno fino al giorno del processo. Mi sbronzerò solamente per festeggiare la nostra vittoria. Lo faccio per te, anche se quella vecchia spugna riuscirà solo a farmi avere l'ergastolo. Thunder, ti amo.
Guarda, c'è una macchina, la vedi? Sì, la vedo anch'io. Valle sopra. Ho la sensazione che finalmente abbiamo trovato il bastardo che stavamo cercando. Si sta abbassando verso di noi! Sì, è vero. Niente paura, nessun problema. Siete in auto con il vostro avvocato. Non avete nulla da temere. Vagli più vicino, voglio vedere meglio. Cosa vorresti fare, Rusty? Fa volare questa baracca, al resto ci penso io, capito? Ancora più vicino! Hai il fucile! Quello è Rusty! Procedi a tic-tac! È l'unico modo! È quell'assassino di Rusty! Ci vuole ammazzare! Sei impazzito? Così li ammazzi! Sto mirando le gomme, non l'hai capito? Hai visto che ce l'ho fatta? L'ho fermato, quel figlio di puttana! Portami giù adesso, voglio arrestarlo immediatamente! Tu vuoi ammazzarlo, Rusty? Come sarebbe voglio ammazzarlo? T'ho detto che lo devo arrestare! Io non scendo! È meglio chiamare lo sceriffo! Tu non chiami nessuno! Fa quello che ti ho detto! Tu sei pazzo, Rusty! Svelto! Scina. Che le è successo? È svenuta. Che dolore! Non riesco a muovermi. Mi si è rotta una gamba. Va bene, scendi, dai! Un'altra volta sopra! Svelto! Gli metto un po' di paura! Ripassagli sopra, ti ho detto. Sì, ma poi rientriamo. Dritto verso di loro. Va giù. Passagli sopra, avanti. Ancora più vicino. Più vicino. Prendi quota, svelto, sali, presto! Sali più in alto che puoi! Ancora di più! Sali! Sbattilo contro quella parete! Contro la parete di roccia! Sfracellalo quel bastardo! Sì, ci sto provando, Rusty.
sbatti contro la parete, te la farò pagare. Quello lo voglio vedere a pezzi. Morto affogato. Bene, hai fatto un ottimo lavoro. Possiamo rientrare adesso. Sta attento. Non cambiare una sola parola del mio rapporto. Non ci contare, Rusty. Non so cosa ci sia stato tra te e quell'indiano, ma io non ci voglio entrare. Io scrivo il mio rapporto, tu scrivi il tuo. Siamo amici. Perché ti vuoi mettere contro di me? Che hai da guadagnare? Non ti costa niente avallare il mio rapporto. Tra amici queste cose si fanno, no? L'amicizia non c'entra. Hai voluto far morire quell'indiano a tutti i costi, ma la responsabilità è tua. Non voglio essere tuo complice. Si tratta di omicidio. Ma quale omicidio? È morto cadendo in acqua dall'elicottero. No, è omicidio. Sei stato tu a fare in modo che cadesse. Ted, adesso mi spiegherò meglio. Non ti chiedo più un favore. Non c'è niente da fare. Ci penserei 2 volte se fossi in te. Perché? Prima abbiamo avuto un incidente in volo. No, non è stato un incidente. Roba da non credere, quello che ha combinato Rusty. Ha fatto in modo che quell'indiano morisse. Si è comportato da matto. Non avevo mai assistito ad una scena così disgustosa. Ora basta! Non starlo a sentire, capo. Te lo dico io, l'indiano com'è morto. Hai anche intenzione di dirmi com'è morto Max? Thomas. Thunder, ti avevo creduto morto. E invece sono vivo. Voglio vendicarmi. Come sta Scina? È fuori pericolo adesso. Sta attento. E il bambino? Thunder, è bene che tu non ti faccia vedere in giro. Cerca di essere ragionevole. Segui il mio consiglio. No, quando ne avevamo parlato, mi avevi quasi convinto. Ma loro hanno tentato di uccidermi. Hanno messo in pericolo la vita di Scina e anche la tua. Vorrei tu cambiassi idea. No, hanno voluto la guerra e l'avranno. Non è giusto quello che vuoi fare, Thunder. Sei travolto dal sentimento di vendetta, anche se non posso biasimarti. Dov'è Scina? Al reparto maternità, terzo piano, stanza 302. Vuoi andarci da solo? Sì. Dietro quella porta c'è un ascensore. Ti porterà direttamente al terzo piano. L'uscita è proprio di fronte alla stanza di Scina. Non c'è nessuna sorveglianza. Grazie. Ciao. Addio, Thomas. Buona fortuna, Thunder. E non rischiare la vita inutilmente. Come sta? Ce la farà, si riprenderà presto, ma il bambino...
bambino? Non parlare. Come stai, bambino? È morto. Voglio saperlo, Thunder. Dimmelo, è morto. Sì. È stato l'uomo che ti ha mandato in prigione. Sì. Devi trovarlo. Devi trovarlo, Thunder. E punirlo. Te la sei cavata bene in quell'incidente. Dovrei stare ancora in ospedale, ma non me la sento di rimanere lì prima di averti fatto capire quello che può succedere. Secondo te che può accadere? Rusty in questo momento è rinchiuso in cella, in attesa di giudizio. Thunder deve mettersi in testa che in questa contea la legge deve rispettarla anche lui. Che gli piaccia o no. Gli ha ucciso il figlio. Già. Lo so. Capisco che ha provato un grande dolore. Ma questo non gli dà il diritto di farsi giustizia da solo, con le proprie mani. Non può. Invece, per come la pensa lui, ha un'ottima giustificazione per farlo. È un indiano, non te lo dimenticare. Lui metterà questa città a ferro e fuoco, puoi contarci. Non ne ho il minimo dubbio. Sarà meglio che non ci provi. Tom, quanto è vero Dio. Se ci prova lo faccio secco. Su. Controlla ancora, vedi se hai capito bene. Billy. Sì, capo. Ho ordinato posti di blocco dappertutto, ma nessuno deve sparare se Thunder non spara per primo. Capito bene? Sì, signore. Andate anche voi. Ci sono posti di blocco in tutte le zone d'accesso alla città. Lo so, Thunder è una brutta bestia. Ma dopo tutto è un indiano, perché tanta paura? Qui centrale, è scattato il segnale d'allarme all'armeria di La Cienega Boulevard. Auto in zona, accorrete.
che inseguivo è quella di Thunder. Procede verso la città. Gli sto sempre dietro. Ok, Garrasco, ricevuto. Gli impedirai di arrivare qui, giusto? Sbagliato. Come sarebbe sbagliato? Devi impedirglielo assolutamente, chiaro? E perché? Lo sai bene. Ho riflettuto su di te, Rusty, e ho capito quello che hai fatto. Ma noi siamo amici, no? No. Tu hai tradito la nostra amicizia e disonorato la tua uniforme. Hai intenzione di proteggermi o no? Mettiamola in questo modo. Se dovessi trovarmi nella situazione di essere costretto a scegliere fra te e Thunder, la faccenda non si concluderebbe a tuo vantaggio. Siamo troppo buoni con questi indiani. C'è anche una legge che protegge i loro diritti. Ecco perché succedono cose di questo genere. Non sei d'accordo tu? Non è solo questo il problema del nostro paese. Ma è importante. È il terzo incendio stanotte. Vorrei capire che sta succedendo. C'è una tribù di indiani che è scesa sul sentiero di guerra. Se quelli fanno sul serio, è meglio filare. Che c'è, capo? Barricati qui, chiudi tutto, che nessuno si avvicini alla cella di Rusty. E lei dove va, capo? Vado a fare un giro per dare un'occhiata. C'è un guasto. Non sarà stato Thunder. Forse è lui. Deve stare qua fuori. Ma noi siamo in due e non ci faremo prendere di sorpresa. Vado giù a vedere Rusty. Datemi un fucile e fatemi uscire di qui! Lo faccio fuori io, quel bastardo!
maledizione. Sulle mani! Togliti di mezzo, Billy. Tu non c'entri in questa storia. Non posso, Thunder. Vorrei farlo, ma non posso. Devo fare il mio dovere. Eseguire gli ordini. Io sono un poliziotto. Spara, Billy! Ammazzalo! Spara, per Dio! Perché non lo ammazzi? Fallo fuori! Togli di mezzo quel bastardo! Arrenditi, non costringermi a sparare. La chiave, Billy. Dammi la chiave della cella. Spara, Billy! Spara! Adesso a noi due, Rusty. No! No! No, ti prego. Thunder. Ti prego. No! No! Non lo fare! Ti prego. No! L'hai visto? Sì. E perché non gli hai sparato, quel lurido figlio di puttana? Oh. Va dove ti pare, ma non tornare in questa contea. Lo dico per il tuo bene, dammi ascolto. Il nostro è un paese molto grande. Non ti sarà difficile trovare un posto dove vivere in pace. Addio, sceriffo.